Andrea, lui esordio sulla panchina del Sant'Elena 2-2, raggiunto a 5 minuti dalla fine, una gara un po' movimentata, siete andati in vantaggio, avete subito il rigore, 2-1 contro e poi avete attaccato nel finale, il 2 pari ancora Ferro in gol, protesta della Villa Cidrese, carica su Toro, sembrava da te, tu cosa hai visto alla panchina? Ho visto dalla panchina, comunque ho visto che dalla parte dei miei ragazzi un impegno grandissimo, anche tieni presente che io sono arrivato martedì, ne conoscevo solo due persone. Hanno cercato di fare quello che abbiamo provato in allenamento, questo mi ha fatto veramente piacere, si sono impegnati come non so che cosa, mi fa molto piacere e ho visto molte cose positive. E poi ripeto, se torniamo alla partita si è movimentata perché siamo riusciti a passare in vantaggio, loro poi l'hanno ribaltata, ma noi potevamo anche chiuderla al primo tempo. E comunque al secondo tempo abbiamo retto bene, anche perché comunque eravamo in carenza anche di giocatori, due squalificati. Avete due squalificati e poi hai fatto anche diversi cambi, Sì. Qualcuno ho visto che usciva zoppicante. Sì, ho fatto due cambi anche forzati perché comunque uno ha preso una botta al ginocchio, l'altro aveva un fastidio al tallone e li ho dovuto sostituire. Però diciamo che... Sei soddisfatto? Sì, sono soddisfatto. Per la prima partita sono soddisfatto, ripeto, poi sono da martedì, no? Certo. Non potevo chiedere di più a questi ragazzi. Andrea, è chiaro che giocavate questa gara da quarto in classifica dopo che il Sant'Elena è stato diverse settimane al terzo posto, per riprendervi la posizione dovete vincere, però invece è arrivato solo il pareggio, ma mancano comunque 7 gare e la prossima è un grande match col Tortolì. Sì, la prossima è un grande match col Tortolì e cercheremo di vendere cara la pelle, quello è poco ma sicuro. Andrea, cosa ti ha chiesto la società? Cosa mi ha chiesto la società? Di portare tranquillità ai ragazzi e di fare quello che riusciamo bene a fare, giocare a calcio, divertirci. Secondo te si possono raggiungere i playoff? Secondo me sì, si possono raggiungere tranquillamente, basta crederci, nelle cose bisogna crederci. Soprattutto tu sei arrivato, hai ricordato martedì, però il Sant'Elena si porta sempre questo carico di squalifiche, oggi per fortuna siete rimasti in 11. Sì, siamo rimasti in 11, però abbiamo preso una munizione che c'era uno di fidato e dunque salterà la prossima partita, ma non è un problema perché comunque qualcuno lo recuperiamo anche di fuori quota e poi vediamo. Una bella cornice comunque, una gara importante, bel pubblico, bella sentita, sì. Si può dire che era quasi un anticipo di eccellenza. Sì, molto, il livello è anche molto buono, sono molto soddisfatto, sì. Tu sei arrugginito invece. No, per niente. Sei entrato bello nella mischia e c'è da battagliare, tu sei stato un combattente, quindi... Non mollerò fino alla fine. Grazie, Dai, Andrea, ciao. complimenti.